Siamo qui ad Acate per un'altra tappa del Sicilian Secret. Acate si trova nell'altipiano degli Iblei, che comprende vaste zone della provincia di Catania, ma anche di Ragusa e di Siracusa. Siamo per andare a trovare il marchese Ottavio Ferreri dell'Anguilla nell'azienda vitivinicola Valle dell'Acate. Seguitemi. Lungo la strada che ci porta all'azienda agricola Valle dell'Acate siamo proprio davanti alla splendida realtà costituita dal Palazzo del Principe Biscari, risalente addirittura al 400. Finalmente siamo qui con il marchese Ottavio Ferreri dell'Anguilla. Marchese, innanzitutto grazie di aver deciso di dedicarci qualche minuto. Grazie a lei e in particolare grazie a voi di essere voluti venire in questa zona, che è una zona miracolata, come dico io, una zona speciale della Sicilia. E siamo proprio nel cuore degli Altipiani Iblei. È una zona speciale perché è una zona particolarmente vocata per la vite, e intorno alla vite nasce una certa economia. Questa economia è nata nel 1600 con Vittoria Colonna, che venne qua proprio per controllare i propri vigneti. Lei era la contessa di Modica e da lì è nata una fortuna. Sicuramente qua il vino ha fatto, diciamo, un salto di qualità, ma qual è esattamente secondo lei il segreto della bellezza, del fascino di quella che lei chiama una piccola California, che è ricca di gusti, di sapori, di profumi, anche di cultura? Qua abbiamo un terroir particolare. Per questo concetto di terroir non è solo un concetto relativo alla terra, ma anche al microclima, a tutto quello che c'è intorno, quindi a queste ventilazioni che voi avete, a queste temperature che si muovono in un certo modo, e in questi miti nottate che naturalmente fanno di questa zona un ambiente ideale per la vite. Qua è la patria del frappato. Il frappato è un vitigno come il Nero d'Avola. Il frappato e il Nero d'Avola insieme, vi dicevo, fanno il Ceratolo di Vittoria, che vi farò provare fra breve e che naturalmente potrete gustare con tutta quella che è la gastronomia di questi posti, che è formidabile, perché siamo nella contea di Modica. Quindi contea di Modica cosa significa? Con tradizioni di aristocratiche di gastronomia, con dei profumi eccezionali, con delle ricerche particolari, veramente con tutto quello che viene fuori da una cultura che non è solo la cultura contadina, ma è la cultura aristocratica di quei tempi. Lo primo corpo la donna cariu, l'appresso corpo la donna moriu. Corpa lo cori, l'autontali rini, povera baronessa di Carini. Marchese, qual è la Sicilia espressa dal vino che si coltiva in queste zone? E questa è una Sicilia forse meno conosciuta, ma secondo me la più vera per alcuni versi. Quelle che sono per esempio la cultura gastronomica e enologica di questa zona è rimasta forse più conservata dagli altri, forse perché magari è circondata da campagna. Naturalmente se è un posto totalmente da scoprire. Io trovo che se fossi un viaggiatore mi fermerei qua sicuramente un mese per potermela godere in tutti gli aspetti che ha, perché è fatta di colori. Pensate soltanto ai colori del verdi che cambiano fra l'ulivo, il mandorlo e praticamente il carrubo. Pensate anche a quello che praticamente sono i profumi. Voi se un attimo annusate, sentite in questa primavera una marea di profumi, che sono i profumi che poi ritrovate ovviamente nei vini che andate a bere. Ci sono 100.000 motivi per venire qua. Io trovo che questo è un luogo di cultura. Dove c'è vino c'è sempre cultura. Tutti noi sappiamo dell'amore del commissario Montalbano per il cibo, in particolare per il pesce. Qual è il vino che abbinerebbe ad esempio alla famosa fritturina di pesce di cui va a Ghiotto? Ecco, la fritturina di pesce io l'abbinerei con un'insolia, perché naturalmente l'insolia è un vitigno che scioglie molto facilmente quel po' di unto che ha il fritto, ma se avessi un pesce lesso preferirei bere un grillo, perché ovviamente ogni vitigno ha un vino diverso. Degli americani che sono venuti qua, che erano dei wine master, dicevano questo: la Sicilia ha un vantaggio, che è un mondo racchiuso in un'isola, in una piccola isola, ma c'è il mondo qua. Bellissima e intensa la giornata trascorsa quest'oggi in quel di Acate in compagnia del marchese Ottavio Ferreri dell'Anguilla. Ecco, tornando verso Catania non potevo non fermarmi ad ammirare quest'ultimo scorcio di campagna degli Iblei.
Che dirvi, dal tour Sicilian Secret è tutto, da Silvia Ventimiglia alla prossima.